Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizie di servizio molto importanti in apertura del telegiornale. Oggi saremo collegati alle 12:30 con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia farà il punto della situazione. Giornata decisamente importante quella di oggi. Stiamo aspettando anche i dati del venerdì dalla cabina di regia nazionale. Sembra un lunedì, non lo è, ricordiamo, è un venerdì dopo l'Epifania, che, come dice il vecchio adagio, tutte le feste si porta via. Tanti speravano, magari l'anno scorso, che l'Epifania del 2022 avrebbe portato via anche il Covid. Invece siamo nella fase più nera di questa emergenza, più nera dal punto di vista soprattutto dei contagi. La rapidità di Omicron si sta rivelando devastante, come era stato annunciato ampiamente dagli addetti ai lavori. Aumentano ogni giorno i casi, dopo andremo a vedere le tabelle di ieri, e c'è grande attesa per le tabelle odierne del Veneto, che verranno diffuse come sempre dal governatore Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa. Ieri ci pare di ricordare attorno alle 18.000 nuove positività e ormai il numero dei positivi è altissimo. C'è da dire che la pressione sulla sanità non è così devastante come si pensava. Naturalmente è tutto da vedere in prospettiva. È ovvio che il picco non sia ancora arrivato, è stato annunciato per i prossimi giorni, c'è da capire se arriverà entro gennaio oppure addirittura se dovremo aspettarci qualcosa all'inizio di febbraio. Fatto sta, tornando al discorso d'apertura, che l'Epifania non si è portata via decisamente l'emergenza Covid. Adesso, prima di fare i classici collegamenti con le nostre redazioni per andare a vedere tutto quello che è successo in Veneto questa mattina, andiamo a fare il punto per quanto riguarda le novità introdotte dall'ultima scelta, dall'ultima infornata di decisioni del governo. Green Pass Super, Green Pass base per accedere a negozi, per andare nei servizi. Capiamo che cosa cambierà. Finora erano stati risparmiati dall'estensione del certificato verde. Dal 20 gennaio non sarà più così. Green Pass base per i servizi alla persona, vede la voce parrucchiere ed estetiste. Non è il Super Green Pass, come era sembrato dalle prime ipotesi dopo la cabina di regia. Le barricate alzate soprattutto da Lega e Movimento 5 Stelle hanno spinto il Consiglio dei Ministri alla decisione più soft. Green Pass semplice, per il quale può bastare anche un tampone. Questo però non evita già i primi segnali di protesta. Chat in fibrillazione tra i nostri associati del settore, racconta il presidente di Veneto Imprese Unite Andrea Penzoiello. Come l'anno scorso erano stati esclusi dai provvedimenti per poi rientrare nelle restrizioni con un colpo di coda e non comprendono il perché, viste le precauzioni prese nei loro esercizi. Per loro il controllo del Green Pass è una novità e temono disagi logistici e di rapporti con la clientela. Infine, spiega Penzoiello, la loro paura è di alimentare nuovamente l'abusivismo del settore. Nel frattempo, il 1 febbraio, 10 giorni dopo la misura per parrucchiere ed estetiste, il pass semplice sarà esteso a chiunque acceda a pubblici uffici come le poste, ma anche le banche, e poi alle attività commerciali, fuori e dentro i centri commerciali. Sarà un DPCM a breve a stabilire quali siano esentati, fatte salve le attività ritenute essenziali come alimentari al dettaglio, farmacie, tabaccherie ed edicole. Restano fuori però tutti gli altri negozi, come ad esempio l'abbigliamento. Non vediamo particolari problemi per questo, spiega il presidente di Ascom Confcommercio Treviso Federico Capraro. Nei pubblici esercizi come i bar e i locali, il Green Pass base è servito anzi a rafforzare il senso di sicurezza tra titolari e dipendenti, alle prese ogni giorno con la clientela. Certo, resterà una fetta di potenziali acquirenti che non andrà nei negozi, ma la misura era necessaria. Dello stesso parere Penzoiello. In questo periodo di saldi, dice, con più persone negli esercizi commerciali e il rischio di contagio elevato, sapere che il cliente è vaccinato o tamponato è una garanzia di maggiore serenità. Dalla vita quotidiana degli adulti, se possiamo così dire, alla vita quotidiana dei ragazzi, anche per le scuole superiori cambia l'approccio, per le scuole in generale, cambia l'approccio con le novità introdotte da quelle che saranno i decreti, le nuove decisioni del governo. Vediamo cosa sta succedendo. Uscita dalla porta principale è rientrata da quella di servizio. La DAD dei non vaccinati, proposta dalla Conferenza delle Regioni, inizialmente prevista per tutte le fasce scolastiche, misura però avversata da Zaia e bocciata dal governo,
riemerge dopo il Consiglio dei Ministri come misura che riguarderà esclusivamente scuole medie e superiori in un particolare caso, quando cioè in classe si registreranno 2 casi positivi. Discriminatoria l'aveva definita Zaia nei giorni scorsi e quanto sia trasversalmente poco digerita lo fa capire anche un esponente del Partito Democratico come il capogruppo in Consiglio Comunale a Treviso, Stefano Pelloni. I figli non scelgono i propri genitori, ecco, e probabilmente è anche giusto non far pagare ai ragazzi le scelte che sbagliando fanno i loro genitori e quindi probabilmente è una misura che li discrimina e che non mi vede d'accordo. Ricapitolando, per medie e superiori, con un positivo in classe, lezioni in presenza ma autosorveglianza e uso di mascherina FFP2. Con 2 positivi, lezioni in presenza per i vaccinati e in DAD per i non vaccinati. Con 3 positivi, tutti in DAD. Fronte scuole materne, qui basterà un solo positivo per far andare tutti a casa. Infine, le scuole elementari. Con un positivo si resta in classe ma con doppio test antigenico molecolare. Con 2 positivi, tutti in DAD. Ma la rimodulazione delle misure per le scuole non è l'unica novità a partire dal prossimo 10 gennaio, quando si tornerà a scuola. Da lunedì infatti scatta anche un'altra misura, contenuta però nel precedente decreto del 29 dicembre scorso, l'obbligo di Super Green Pass per salire su tutti i mezzi pubblici, bus scolastici compresi. Una novità non poco carica di preoccupazioni, visto che non tutti gli studenti sono vaccinati e rischiano di restare a terra. Ci sono ancora tanti coni d'ombra che vanno chiariti. Nelle prossime ore lavoreremo con gli uffici e con le autorità preposte per fare un po' di chiarezza e soprattutto per mandare un messaggio chiaro ai nostri cittadini per capire cosa si può e cosa non si può fare. Sì, è fondamentale però che sappiano che tutte queste precauzioni, queste indicazioni, queste restrizioni sono fatte per mettere in salvo la nostra comunità da questa pandemia. Questo era il punto sulla scuola. Stiamo aspettando altre novità, naturalmente, per quanto riguarda le notizie dal Veneto. Sappiamo che c'è parecchia tensione per tutte queste novità, tutti questi cambiamenti e c'è tensione anche più che sociale, è una tensione vera e propria, perché è arrivata una lettera con un proiettile all'immunologa Viola, minacce Novax, lei dice io vado avanti. Questi sono i Novax che sanno solo odiare, rifiutare logiche e leggi, creare tensione e violenza. Sono ovviamente amareggiata perché ho speso gli ultimi 2 anni a servizio della collettività senza risparmiarmi, sottraendo tempo alla mia famiglia e a me stessa. Sono incazzata con chi strizza l'occhio a certa gente, a chi mette in dubbio la nostra serietà e libertà da qualunque condizionamento. Ma continuerò a fare del mio meglio per dare voce alla scienza e parlare a chi vuole ascoltare, sempre guidata da etica, responsabilità e amore. Affida a un post su Facebook il suo sfogo dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico. Una lettera di minacce Novax contenente un proiettile costringe ora l'immunologa Antonella Viola, che dirige l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, a vivere sotto scorta. La missiva minatoria è arrivata 2 giorni fa nel suo ufficio di Padova, ora sequestrata insieme alla pallottola dalla procura che ha aperto un'inchiesta per minacce. Nel mirino del delirio Novax, gli appelli della scienziata alla vaccinazione dei bambini, più volte ribadita anche recentemente ai nostri microfoni. Speriamo che presto ci sia l'approvazione anche per il vaccino per i bambini più piccoli, che sono tra l'altro quelli molto piccoli più a rischio. La minaccia scritta a macchina è chiara. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati, saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno, ma 2 pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male. Non seguiranno altri comunicati. Unanime la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni, dal sindaco di Padova Sergio Giordani all'Università di Padova, dalla CGIL all'Ordine dei Medici fino al governatore Zaia. Purtroppo, scrive il presidente del Veneto, dobbiamo prendere atto che alcune frange della popolazione si sono lasciate andare in una sorta di conflitto sociale contro chiunque si adoperi per arrivare a sconfiggere il virus. È triste e preoccupante, ma è così, e la risposta è una sola: continuare nella battaglia, nella ricerca, nella cura, nel lavoro per affermare la fondamentale cultura della salute pubblica come bene primario di ogni cittadino. La professoressa Viola, conclude il governatore, non è sola, perché al suo fianco ci siamo praticamente tutti.
E dopo la lettera con un proiettile inviata alla dottoressa Viola si alza il livello di attenzione in città, a Padova. Il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, riunitosi in prefettura e presieduto dal prefetto Raffaele Grassi, ha disposto la scorta di 2 carabinieri per l'immunologa padovana, ha deciso di aumentare la sorveglianza su altri potenziali obiettivi sensibili, dagli ospedali della Città del Santo all'Istituto di Ricerca Pediatrica dove la dottoressa lavora. Intanto proseguono le indagini sulla lettera che risulta spedita dalla provincia di Padova. All'interno, lo ricordiamo, un proiettile calibro 22 che non è stato intercettato dal centro meccanografico delle poste di Camin. Saremo poi in grado di darvi altre informazioni su questa notizia quando sentiremo per il collegamento quotidiano la nostra redazione di Padova. Allora, ricordiamo che alle 12:30 siamo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per un'importante conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo un'altra notizia che riguarda le minacce. Abbiamo appena sentito e visto i servizi riguardanti le minacce all'immunologa, alla dottoressa Viola di Padova. Nel frattempo arrivano minacce anche a Andrea Vezzaro, che è un consigliere comunale di Villaverla. Ne riporta, in questo caso stiamo vedendo la stampa locale, ma su tutti i social da qualche ora, ha ricevuto delle minacce, tra l'altro componente della segreteria provinciale vicentina del Partito Democratico, un messaggio con scritto no al vaccino, viva la libertà, contro la dittatura sanitaria di Draghi e Mattarella. Andrea Vezzaro, amico dei partigiani delle case farmaceutiche, stai attento che ti spariamo. Viva il Duce, ritorneremo. Questo è il contenuto di questo messaggio che è stato recapitato ad Andrea Vezzaro qualche giorno fa. La notizia si è sparsa solamente ieri e sta circolando, ne sapremo di più naturalmente nel corso della giornata, vedremo l'approfondimento poi sicuramente nel TG Vicenza di questa sera. Si moltiplicano queste minacce, queste segnalazioni che arrivano prima da Padova, poi da Vicenza, ma sappiamo che da un po' prosegue questo trend decisamente allarmante, ed è allarmante secondo i sindacati degli infermieri la situazione generale che si sta creando con la sanità per quanto concerne le professioni infermieristiche, tanto che si è deciso di portare uno sciopero di respiro nazionale in provincia di Vicenza. Uno sciopero di respiro nazionale sotto le finestre del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. L'ospedale di Bassano è stato infatti indicato come il luogo simbolo della protesta del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche. Il San Bassiano, per voce di Andrea Gregori, segretario Nursind di Vicenza, diventerebbe pertanto teatro di una manifestazione che punta il dito proprio contro le scelte del DG Bramezza. Le criticità sono quelle di una professione infermieristica che negli ultimi 10 mesi è stata sicuramente svilita dalle scelte di questa direzione, e quindi noi andiamo a manifestare il nostro disagio proprio in quella sede. Per capire l'importanza del diritto di sciopero occorre per un momento uscire dalla logica individuale ed entrare in quella collettiva del cittadino membro della comunità. Gli infermieri, gli eroi della pandemia, si sentono dimenticati da chi, come è accaduto a Bassano, ha prima detto loro di rimboccarsi le maniche e poi ha deciso di metterli alla guida delle auto mediche, esponendo infermieri e pazienti a rischi concreti. Ha confermato lo sciopero per il 28 gennaio di tutto il personale infermieristico indetto dalla nostra organizzazione sindacale. L'ipotesi, salvo ordini diversi dalla segreteria nazionale, è per il personale vicentino di ritrovarsi di fronte all'ULSS Pedemontana, la 7, che per noi in questo momento è il punto di criticità maggiore per la professione infermieristica.
Cambiamo decisamente argomento, anzi alleggeriamo un po' l'argomento, parliamo della festa dell'Epifania che è appena andata in archivio. Dicevamo, il vecchio adagio dice che tutte le feste si porta via, qualcuno sperava che si portasse via anche qualcos'altro, così non è stato, ma abbiamo chiesto in questo caso ai padovani che cosa avrebbero voluto trovare nella calzetta. Sentite cosa ci hanno detto. Carbone o dolcetti quest'anno? Solo dolcetti, tutti bravi, quindi va bene così e l'anno prossimo vediamo. Sempre dolci, dai, carbone l'abbiamo già avuto troppo quest'anno e anche l'anno scorso. No, non conosco nessuno a cui dare carbone, facciamo dolce per tutti, così iniziamo l'anno bene. Anch'io sono dell'idea di regalare dolce alle persone, perché abbiamo passato un momento un po' difficile, abbiamo tutti un po' bisogno di una carezza, di qualcosa di positivo. Il carbone lo lasciamo ad altri, tanto in qualche modo qualcuno arriva, quindi penso se trasmetti qualcosa di positivo ti torna qualcosa di positivo, se non torna non importa, dai. Un bel pensiero per tutti, penso, per quest'anno nuovo, ne abbiamo bisogno. Dolci, dai, dolci, bisogna addolcire le persone. Non ha nessuno in mente a cui regalare carbone? No, dai, no, carbone niente quest'anno. Dolce, per più cattivi, carbone. E c'è qualcuno di cattivo che è in mente? No, dai, alla fine sono sempre buoni. Dolce, sono stata troppo buona. Tu? Sì, anch'io dolce, spero. Invece avete in mente qualcuno a cui vorreste regalarlo il carbone? A lei di fianco. Restiamo a Padova perché sappiamo che la città con il suo ciclo di affreschi, ciclo pittorico di rilevanza mondiale, si avvia a diventare una delle capitali culturali per quanto riguarda questo ambito. Dall'Urbs Picta di Padova al video mapping, il passo non è poi così lungo. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, fra 8 minuti arriva anche il governatore Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra 5 minuti saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove il presidente Luca Zaia terrà un'importante conferenza stampa. Prima di andare a Marghera vediamo la cronaca di oggi, perché arriva da Vicenza, dalla provincia di Vicenza, una notizia molto importante. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale Berico hanno eseguito un sequestro probatorio d'urgenza di 134
34.000 mascherine facciali monouso categoria FFP2 che recavano un'etichettatura ingannevole. Nello specifico, a seguito di una segnalazione da parte del nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, i militari della compagnia di Schio hanno compiuto un accesso ispettivo in un'azienda di Sant'Orso, trovando dispositivi di sicurezza la cui etichetta poteva creare nell'acquirente una falsa aspettativa in merito appunto alle loro proprietà. L'amministratore della società di capitale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per frode nell'esercizio del commercio e commercio di dispositivi di protezione individuale di terza categoria non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La stessa società è stata segnalata per responsabilità amministrativa dalla Guardia di Finanza. Naturalmente anche questa notizia la vedremo approfondita nel TG di questa sera. Prima di andare a Marghera, torniamo a Padova per un lutto che ha colpito la città. Aveva modi garbati Lucio Terrin. La divisa che aveva indossato per anni lo aveva reso un vero uomo delle istituzioni. A Palazzo Moroni aveva trascorso buona parte della sua carriera lavorativa di vigile e da gennaio 2001 fino al 2010 era stato il comandante della Polizia Municipale della Città del Santo. Una volta andato in pensione era rimasto attivo nel mondo del volontariato, prima da presidente della Croce Verde di Padova, poi del Club degli Ignoranti. Forte il legame anche con la parrocchia di San Pio X, tanto che non aveva voluto mancare da cittadino al momento del via alla demolizione dei condomini di via Anelli. Se n'è andato all'improvviso nel giorno dell'Epifania. Stava ancora lottando Lucio Terrin contro una malattia da cui si era ripreso e per cui seguiva un periodo di riabilitazione in una clinica di Rovigo. Aveva 72 anni, lascia l'amatissima famiglia e un grande vuoto in una comunità a cui ha dato tanto e che si unisce alle parole del sindaco Sergio Giordani. Tutti i padovani lo ringraziano per l'impegno a favore della città e delle persone più deboli e fragili. La sicurezza in questo momento è molto importante per tantissime amministrazioni comunali. Una città più sicura per la serenità di tutti. Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, e il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, hanno firmato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana. Lo scopo è quello di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, in particolare nelle aree maggiormente esposte, contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e promuovendo il rispetto del decoro urbano. Un obiettivo da raggiungere con il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale. È inoltre prevista una cabina di regia composta dai rappresentanti delle forze di polizia e di polizia locale che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del patto con cadenza semestrale. Allora, siamo in attesa di poterci collegare con la sede della Protezione Civile di Marghera, anzi siamo già collegati e con la regia di Renzo Rigon possiamo farvi vedere la selva di microfoni assiepata davanti alla poltrona del presidente Luca Zaia. Dicevamo, conferenza stampa molto attesa quella di oggi. Nel frattempo che aspettiamo l'arrivo di Luca Zaia, perché sappiamo che in questi giorni fornisce il governatore direttamente quelli che sono i dati dell'emergenza Covid, andiamo a rivedere, facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, andiamo a rivedere i dati dell'ultima giornata che erano piuttosto sconcertanti, perché c'erano stati in Veneto, erano stati segnalati ieri ben 18.129 nuove positività, un numero veramente altissimo. Vediamo 3.100 solo a Padova, quasi 4.000 a Verona, 3.400 in provincia di Vicenza, poi 2.008 a Treviso, 2.006 a Venezia. Vedete che sono dati davvero importanti, e il numero delle persone attualmente positive, ma sarebbe meglio dire positive a ieri mattina in Veneto, era di 151.214 ed è, se calcoliamo che in Veneto dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono risultate positive 721.879 persone, capirete che l'incidenza in questo momento è davvero impressionante. Purtroppo sono da segnalare dall'inizio dell'emergenza anche 12.487 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Scendiamo nella seconda parte della tabella, quella legata alla sanità, per capire
davvero questo momento così delicato dell'emergenza coronavirus, perché se il Veneto sta denotando quasi 20.000 nuove positività ogni giorno e ha 150.000 persone positive in questo momento, la situazione degli ospedali può essere vista con una luce diversa, perché infatti abbiamo 1.325 persone ricoverate in area non critica, di queste 1.167 sono positive, 158 si sono negativizzate. Per quanto riguarda la terapia intensiva, altro fattore fondamentale poi per vedere i passaggi di fascia di rischio, l'ingresso ipotetico in una zona arancione, tutte queste cose che andrebbero ad acuire il peso delle scelte governative sui veneti, vediamo che ci sono 202 persone ricoverate in terapia intensiva, di queste 187 sono ancora positive, 15 si sono negativizzate. Vediamo la differenza rispetto a ieri, vedete, questo è il dato che lascia un po' perplessi ovviamente in modo positivo. Sono 66 persone in meno, naturalmente questo è un bilancio, quindi è un bilancio negativo di 66 unità per quanto riguarda l'area non critica. Vediamo qual è, vedete, questi sono i numeri legati ai vari ospedali. Il bilancio negativo di 9 unità per quanto concerne la terapia intensiva. Purtroppo in questi numeri vanno messi a verbale i 31 decessi che aiutano a determinare questa situazione. 31 decessi negli ospedali del Veneto nelle ultime ore, è un numero anche questo drammatico e impressionante. Si era un po' calmata la curva dei decessi, invece adesso è tornata a crescere. Ne sapremo di più naturalmente dal governatore Luca Zaia, che dovrebbe essere ormai in arrivo con i dati più recenti dell'emergenza Covid. Nel frattempo che aspettiamo il governatore, sempre con la regia di Renzo Rigon e con un occhio rivolto al nostro schermo in cui si vede la sede della Protezione Civile di Marghera con i microfoni e i nostri colleghi, i nostri giornalisti che aspettano l'arrivo del governatore, vediamo anche i dati dei vaccini, perché anche questi corrono, sono numeri davvero molto alti, perché abbiamo quasi 50.000 dosi somministrate nell'ultima tornata di cui abbiamo informazione, che è quella prima dell'Epifania, di cui 5.459 prime dosi e 2.607 cicli completati. Le dosi addizionali, i booster, sono state 40.923 e questo è un numero molto molto importante. Il Veneto ha somministrato il 98,3% delle dosi a disposizione, quindi c'è un po' di magazzino, ma non poi così tanto. Sappiamo che in alcune aziende sanitarie si è tornati a inoculare per la terza dose Moderna, perché la disponibilità di Pfizer è finita e insomma una situazione in divenire. Vediamo le percentuali sulla popolazione residente. Il 79,7% dei veneti, dei residenti in Veneto, ha la prima dose, il 77,4% ha anche la seconda dose, e l'80,4% ha già una prenotazione o ha una dose, e vediamo che cresce veramente in modo rapidissimo anche il numero delle persone che hanno la copertura totale, la terza dose, il booster, che naturalmente, ricordiamo, servirà per tantissime incombenze della nostra vita quotidiana, con l'ultimo decreto che ha varato il governo. 1.863.000 veneti hanno la terza dose, ovvero il 38,4% della popolazione residente totale. Questo però va messo in prospettiva con questi dati che stiamo vedendo adesso, che ci dicono la percentuale dei vaccinati sulla popolazione effettivamente vaccinabile. Quindi l'87,3% dei veneti vaccinabili ha la prima dose, l'85,8% dei veneti vaccinabili ha già la seconda dose e l'87,7% o ha la dose o ha la prenotazione. Ma dobbiamo vedere questi dati per capire la portata. Il 100% degli over 80 è vaccinato con la prima dose, 99,2% degli over 80 ha anche la seconda dose. Sono cifre che ci fanno capire la copertura di una fascia molto delicata della popolazione. La dose booster, il 42,6%, ci avviamo
copertura di metà della popolazione, insomma manca ancora un po', ma quella è la direzione presa, e il 79,7% degli anziani degli over 80 hanno la terza dose, il 71% della fascia 70-79 ha la terza dose, il 61% della fascia 60-69 ha la terza dose, quindi crescono le percentuali per quanto riguarda le fasce che in questo momento sono quelle più soggette a eventuali ricoveri o a ripercussioni gravi nel caso di un contatto, nel caso di una positività al Covid. Comunque sta andando abbastanza bene anche con le fasce un po' più basse della popolazione, se contiamo che per esempio nella fascia 20-29 anni il 20,5% è già vaccinato con la dose booster. Da qualche giorno in più la sanità del Veneto ci fa avere anche i dati per quanto riguarda i bambini, la fascia fra i 5 e gli 11 anni, e vediamo come sta andando la campagna vaccinale per i più piccoli. Il 15,3% di questi piccoli ha già la prima dose. Questo vuol dire che le famiglie stanno rispondendo in modo forte alla chiamata della sanità del Veneto per l'adesione a una campagna vaccinale, la che ricordiamo è sempre libera per quanto riguarda i più piccoli. Cambierà qualcosa poi per gli over 50, ma lo vedremo con calma nel corso della giornata. Per quanto riguarda il ciclo completo, l'1% dei piccoli fra i 5 e gli 11 anni sono coperti, ma le prenotazioni sono molto rapide. Siamo al 20,9% di questa fascia della popolazione che ha almeno una dose o che ha una prenotazione. Non è prevista per ora la dose booster per i più piccoli, quindi non c'è voce in questa tabella. Questa è la tabella, diciamo, fra le più importanti di giornata, ci fa capire che la campagna vaccinale prosegue in modo forte. Qui abbiamo le varie percentuali, i numeri per quanto concerne le varie ULSS, che vediamo stanno lavorando tutte egregiamente per coprire le necessità di questa fase delicatissima della campagna vaccinale e ovviamente delicatissima del Covid, e possiamo avere una conferma del fatto che la campagna vaccinale stia correndo molto da questo grafico che vi spieghiamo brevemente. Questi sono i dati delle inoculazioni che settimanalmente ormai raggiungono e superano a volte quelli di giugno e luglio, meno agosto, ma insomma giugno e luglio soprattutto, quando la campagna vaccinale aveva assunto proporzioni notevolissime in Veneto, soprattutto con le prime e le seconde dosi. Adesso tiene le redini di questa fase, soprattutto in particolar modo la terza dose, ma vediamo, la terza dose è quella evidenziata in rosso, vediamo che la seconda dose comunque segue quella che è l'onda delle vaccinazioni che sono state fatte negli ultimi mesi, e crescono e tengono comunque quota anche le prime dosi, segno che sempre più persone decidono di avvicinarsi a questa campagna vaccinale, ovviamente scelta che a volte segue in modo pedissequo quelle che sono le indicazioni del governo, quindi in molti hanno deciso di ottenere il Green Pass, Super Green Pass, cominciando un percorso, o il Green Pass di base almeno, per poter fare quello che si potrà fare con il certificato vaccinale. Questi erano i dati dell'emergenza che ci sono stati inviati dalla regione del Veneto. Siamo in attesa dell'arrivo del governatore Luca Zaia, che dovrebbe essere qui a momenti, perché di solito il Zaia col suo staff, con l'assessore Lanzarin e con l'ospite di oggi, che vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più. Allora, oggi il presidente della regione farà il nuovo aggiornamento dell'emergenza Covid, appuntamento 12:30 in sede della Protezione Civile, che abbiamo visto con la regia di Renzo Rigon. Interverrà la professoressa Evelina Tacconelli, direttrice dell'unità malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona, che parlerà della nuova pillola curativa per il Covid.
È un tema di cui si dibatte da giorni, c'è grandissima attesa per questa ennesima novità. Stiamo vivendo delle novità anche scientifiche, farmaceutiche, veramente notevolissime ormai dall'inizio dell'epidemia. Ci ricordiamo quando sono arrivate le prime mascherine, sembrava che il mondo fosse cambiato e abbiamo visto mascherine di tutti i tipi, e quello era solo l'inizio. Abbiamo visto arrivare i vaccini, 3-4 tipi di vaccino, l'utilità, la scelta poi di portarsi su un produttore piuttosto che su un altro, e adesso arriva anche questa grande novità della pillola curativa per il Covid, che, visti i dati che abbiamo con le 18.000 nuove positività di ieri, insomma, probabilmente potrà servire a più di qualcuno. Ricordiamo che in questa fase della pandemia la variante Omicron, la cui diffusione è, l'abbiamo visto, veramente velocissima, non sta poi portando ripercussioni forti anche sulla sanità. Sì, c'è una certa pressione e questo è indubbio visti anche i dati, ma la gran parte delle persone che risultano positive o sono asintomatiche o hanno sintomi leggeri, medi. Ci risultano anche alcuni amministratori, alcuni sindaci del Veneto, che naturalmente avvertono i loro cittadini tramite i social, giusto per far capire cosa sta succedendo. Diciamo che nella media un po' di febbre, tosse, raffreddore, le vie aeree. Ricordiamo, l'Omicron colpisce soprattutto le vie aeree superiori, e questo, apriamo una parentesi, e questo è importante perché quando le altre varianti, quando gli altri ceppi invece andavano a influire in modo forte sui polmoni, sulle capacità respiratorie, si riempivano le terapie intensive, gli intubati, i respiratori. Ricordiamo quelle fasi veramente tragiche che abbiamo vissuto qualche mese fa. Adesso non è una passeggiata, non lo è mai stata e probabilmente non lo sarà ancora per un bel po', fin quando non diventerà endemica e smetterà di essere pandemica. Però sappiamo che la febbre, un po' di tosse, un po' di raffreddore potrebbero essere curati come sintomi da queste pillole. Non ne sappiamo moltissimo al momento, aspettiamo di avere novità. Ricordiamo, fra pochissimo il governatore Luca Zaia, che doveva essere già da un po' con noi, c'è probabilmente qualche piccolo intoppo di natura organizzativa, sarà in sede alla Protezione Civile di Marghera, che vediamo già con la regia di Renzo Rigon, ospite del governatore. Ospite si fa per dire, perché sarà una relazione decisamente interessante e da seguire, la professoressa Evelina Tacconelli, direttrice dell'unità di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Verona, che parlerà della nuova pillola curativa per il Covid. Questa è la notizia di giornata. Stiamo aspettando l'arrivo del governatore. Nel frattempo andiamo a dare un'occhiata all'ANSA, perché continuano a uscire molte informazioni che riguardano il Covid, la situazione che stiamo vivendo. Allora, vediamo, l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che la provincia autonoma di Trento, seguita dalle Marche e dal Piemonte, registra questa settimana i valori più alti rispetto all'occupazione di posti letto per malati Covid nelle terapie intensive. Abbiamo detto poco fa che la ricaduta sulle rianimazioni, sulle terapie intensive non è forte come in passato, ma c'è, e naturalmente tutto questo porta delle variazioni per quanto riguarda la tenuta ospedaliera. Vediamo un po' di movimento. È arrivato il governatore, intanto è arrivato l'assessore Lanzarin. Diamo la linea a Zaia. Buongiorno a tutti, siamo tanto in ritardo oggi. 44. No, era per il tema dei tamponi. Tanto buongiorno, vedete, sono sempre qui in presenza dell'assessore Lanzarin, ma ospite d'onore oggi. Veramente la ringrazio di cuore per aver accettato di venire qui oggi, la professoressa Evelina Tacconelli, che è direttore delle malattie infettive di Verona, oltre a essere coordinatore del gruppo AIFA per le terapie antibiotiche, consulente OMS, consulente EMA, aver fatto 8 anni a Tubinga in Germania e poi altri 4 anni a Boston e Harvard. È eminenza grigia delle malattie infettive,
è riferimento per i monoclonali a livello nazionale e quindi oggi la professoressa si rende disponibile a dare uno spaccato dell'evoluzione che c'è stata dal 21 febbraio 2020 ad oggi dal punto di vista clinico, cioè il paziente di allora è quello di oggi, punto di domanda, l'evoluzione delle terapie da allora ad oggi e da oggi al futuro con le tempistiche e poi immagino spazierà anche, magari abbiamo chiesto anche se può dare qualche indicazione rispetto a chi è a casa, sono tanti prof perché noi abbiamo avuto ieri 18.200 contagiati censiti, oggi ne abbiamo poco più di 6.000, ma era una giornata di festa, quindi saranno di più domani e molti sono a casa nella condizione di essere asintomatici, alcuni sono pauci sintomatici, qualcun altro ha febbre, sta male, insomma la prof darà uno spaccato di tutto questo. Proprio per questo motivo io sarò veloce, quindi seguitemi velocemente perché desidero lasciare lo spazio alla professoressa. Allora, tanto il bollettino di consuetudine, tamponi molecolari sono 8.452.000, 0,36 e i rapidi sono 14.026.000. In totale abbiamo fatto dal 21 febbraio 2020 22 milioni e mezzo di tamponi. Roba che se lo diceva qualcuno qualche giorno prima del 21 febbraio gli avrebbero fatto un TSO veloce. Ecco, abbiamo fatto 22 milioni e mezzo di tamponi. 22 milioni e mezzo di tamponi, nelle ultime 24 ore i positivi sono 6.846 e il dato che non è un dato diciamo rappresentativo perché stiamo parlando di una giornata di festa, l'Epifania, ci dice che sono 6.846 positivi, 39.484 tamponi, sono pochi, ma sono pochi in tutte le regioni il giorno di festa, noi ne facciamo 150.000 al giorno per capirci, l'incidenza, cioè la percentuale di positivi su questi 39.484 tamponi è del 17,34. Come vedete tutti i giorni noi siamo sempre al di sotto della media nazionale tra tutte le regioni rispetto alla percentuale di positivi sui tamponi fatti e siamo tutti i giorni la prima regione in Italia, ovviamente tolto Trento e Bolzano che sono due piccole realtà, con il maggior numero di tamponi pro capite che vengono effettuati. Il numero totale dei positivi dal 21 febbraio 2020 è 728.725 che sono stati intercettati dai 22 milioni e mezzo di tamponi che abbiamo fatto. Positivi ad oggi, noi siamo passati da una punta di minimo di ottobre che era di 8.000 ad oggi che sono 155.761, sono numeroni. Ricoverati, i ricoverati per Covid in Veneto in questo momento sono 1.680 più 153. Sicuramente sono carichi precedenti, ieri abbiamo avuto uno scarico di una novantina di pazienti, per cui considerate che i giorni con le feste di mezzo hanno sempre questi dati. Comunque 1.680 ce li abbiamo, dei quali 1.475 in area medica, più 150, e i 205 in terapia intensiva. Come vedete la terapia intensiva continua a tenere. O meglio, ormai una settimana che i numeri ballano sempre attorno ai 200 unità. Continua anche l'attività extra Covid e quindi attività operatoria d'emergenza, 270 sono i posti di terapia intensiva non Covid. Purtroppo continua anche a crescere il bilancio della mortalità, 12.520 persone hanno perso la vita, più 33. Vi ricordo che siamo ancora all'ottava regione in Italia per mortalità e quella che ha avuto tra l'altro meno morti tra le più colpite. Totale dei dimessi 25.829 più 44, quindi 44 persone sono state dimesse. Vi do due dati, prendo questo ma anche questo volevo far vedere. Allora,
prima roba che volevo dirvi, vaccinazioni. Sul fronte delle vaccinazioni la media regionale si sta avviando all'88%, siamo all'87,8%, quindi immagino che in un paio di giorni un 88% ce l'abbiamo. I dati dell'infezione ad oggi sono R con T 1,1, sembra quasi ridicola sta roba, no? Che R con T, cioè, addirittura si sta anche abbassando. Tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva 19%. Voi sapete che la nostra deadline è 20% per il salto in zona arancione. Ovviamente i tre parametri, incidenza, occupazione terapie intensive e occupazione area medica. Allora l'incidenza, ve la dico, tenetevi duri i posti, è 1701, però sono dati iper sballati dal fatto che facciamo una campagna di tamponi paurosa e quindi per noi conta sempre di più la percentuale di positivi sui tamponi. Però sulla carta noi abbiamo 1701,2 su 100.000 abitanti a settimana, questa è la proiezione. Tasso di occupazione terapia intensiva 19%, quindi arrivati al 20 scatta il secondo parametro da zona arancione. Tasso di occupazione posti letto in area medica, siamo al 20, perché scatti l'area arancione definitivamente bisogna che questo parametro arrivi a 30. Come vi dicevo l'altro giorno, bisogna caricare almeno 800 persone, quindi arrivare intorno a 1.800-2.000 persone, adesso dovremo fare i calcoli. Le vaccinazioni procedono, anche ieri si sono fatte 25.000 vaccinazioni, quasi 26.000, delle quali 22.000 booster. E vi dico anche che volevo farvi vedere due curve che ho trovato interessanti. Intanto il tasso dei ricoveri, vi do intanto questa tabella, la vedete da distante ma la capite al volo. Il tasso di nuovi positivi, allora la barra rossa sono i non vaccinati, quella gialla vaccinati parzialmente, quindi senza il completamento del percorso vaccinale, la verde i vaccinati. Poi ogni blocchetto di barre è una fascia di età. Vedete le barre alte, quelle rosse, sono quelle dei non vaccinati, questa è la barra dei positivi e questa è quella dei ricoveri. Per dire, questa barra alta prevede gli over 80, i non vaccinati over 80 che ricoveriamo. Poi ve la diamo anche questa, però vi do due tabelle se vi interessano anche per eventuale pubblicazione. Eccole qua. Allora, la blu è la curva dei positivi di questa ondata. La rossa è quella dell'ondata precedente, quella di dicembre dell'anno scorso. Quindi vedete il picco di positivi. Però questo può essere anche un dato non rappresentativo perché facciamo il triplo dei tamponi rispetto all'anno scorso. L'altro dato interessante è questo, i ricoveri. La rossa è il 2020, la blu il 2021. Che un po' queste due curve rispecchiano e ripetono quello che si vede in altri paesi. Se andate a vedere la curva francese piuttosto che la curva tedesca, ci danno comunque un'ospedalizzazione che è almeno la metà rispetto al periodo peggiore dell'anno scorso. Poi abbiamo un sacco di dati di monitoraggio, ma evito di stare qui a darvi altre informazioni. Vi dico che sulle vaccinazioni ai cittadini, do queste ultime due informazioni. È garantito l'accesso all'età pediatrica ai 5-12. Sì, da domenica c'è l'Open Day, quindi c'è una giornata dedicata alle vaccinazioni 5-12. Anche qui capisco che c'è qualcuno che ce l'ha con le vaccinazioni e si arrabbia ancora di più quando parliamo di bambini. Sono i genitori che decidono se vaccinare o no i propri figli. Non lo decide né il Presidente della Regione, tantomeno il Novax. Noi abbiamo l'obbligo di dare il servizio a chi lo richiede. Quindi domenica c'è un Open Day dedicato a questa fascia di età con accesso diretto in tutto il Veneto.
Alla luce dell'ultimo decreto, noi annunciamo che gli over 50, che sono circa 150.000 in Veneto che devono ancora vaccinarsi, over 50, quindi dai 50 fino ai 100 anni ne avevano circa 150.000, avranno la possibilità o di prenotarsi, e ci sono slot liberi nelle agende vaccinali in tutte le aziende, oppure di approfittare dell'accesso libero già da oggi, over 50, perché vi ricordo che il nuovo decreto prevede che l'accesso al lavoro con il 2G, quindi con o vaccinato o guarito, parlo di chi deve andare a lavorare, over 50, può avvenire solo dopo 14 giorni dalla venuta vaccinazione. Quindi, per fare in modo che il 15 di febbraio tutti possono dire di aver avuto almeno 14-15 giorni, già da oggi noi siamo operativi e garantiamo agli over 50 di poter andare a farsi la vaccinazione. Ricordo che peraltro l'accesso per le prime dosi è un accesso diretto garantito a tutti i veneti che abbiano più di 50 anni o meno di 50 anni da sempre, o meglio da qualche mese a questa parte. La Regione del Veneto non prevede neanche la prenotazione, quindi in linea di principio chi deve fare la prima dose può andare con accesso diretto. Gli over 50 possono o continuare a prenotarsi se uno vuole sapere il suo orario, organizzarsi, oppure si presentano in un centro vaccinale già da oggi, e se qualcuno dice che non può, dica che ha sentito dire in TV, perché noi abbiamo fatto riunione stamattina con i direttori, quindi i direttori avevano l'impegno di informare tutti loro ai centri vaccinali. Sono 60 centri vaccinali, 1600 persone schierate, e quindi diamo questo servizio a chi vorrà o chi avrà deciso di vaccinarsi e quindi diventare un 2G. Passo a parola a voi per le domande e poi al professoressa Tacconelli. Allora abbiamo praticamente tutti, cominciamo con Angela Pederiva, poi Giacomuzzo e Nicolussi. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Avrei 3 domande, sarò veloce. La prima, sulla riapertura delle scuole, ci sono novità per quanto riguarda il Veneto dal 10 di gennaio, alla luce del fatto che qualche sindaco, uno intanto nel Veronese, sul Garda, ha deciso con propria ordinanza di tenere chiusi ancora i plessi vista la locale situazione epidemiologica? No, novità non ce ne sono, l'unica novità è il caos. Il caos dettato da un decreto che comunque impone delle fasi di testing che sono insostenibili. Pensate che c'è una fase di testing nelle primarie che prevede il T0 e il T5. Cosa vuol dire? Il giorno dell'avvenuto contatto il primo tampone, poi a 5 giorni un altro tampone. Tutte le regioni sono già a fine corsa con la fase di testing. Non parliamo della fase del contact tracing, cioè del chiamare a casa il positivo, chiamare a casa i contatti, perché non ce ne siamo più. È inutile che la trasformiamo in polemica, cioè, quella è la capacità di lavoro, oltre a quello non si va. Una giornata che ha 18.200 contagiati prevederebbe 18.200 telefonate, i quali avrebbero riferito sicuramente che mediamente una decina di nomi li davano di contatti stretti, no? Qualche amico, il bar, il lavoro, eccetera, e quindi saremmo andati a quanto? A 180.000 persone da contattare in un giorno. È impossibile. Cioè, noi dobbiamo fare l'amministrazione del possibile. Per fare quella del possibile, io vi annuncio, sono sempre più convinto che bisogna modificare, che sia doveroso pensare di modificare la definizione di caso e cominciare ad avere un altro e diverso atteggiamento rispetto a coloro che sono asintomatici positivi, e soprattutto nei confronti di coloro che non lo sono addirittura positivi. Cioè i contatti, intendo? Sì, cioè, pensate solo che, adesso lo dico davanti a una super esperta, ma un bimbo alla nostra, quando noi eravamo bimbi, cioè, beccavi il morbillo, andavi, faccio un esempio banale ma rende l'idea a tutti, morbillo, stavi a casa, guarivi, tornavi a scuola. Oggi noi abbiamo un bimbo che è a contatto stretto di un bimbo che in aula si è rivelato positivo. Allora il bimbo che non è sintomatico ma che ha la sfortuna di avere un compagno di classe positivo, lo dobbiamo tamponare, mettere in quarantena, ritamponare. Uno dice ma vai in quarantena, se il problema è prudenziale si fa il suo isolamento a casa come avesse una malattia
diciamo contagiosa, finisce la quarantena, che ormai abbiamo capito non è che uno deve starci mesi in casa. Vi ricordo che a febbraio noi non sapevamo nulla, facevamo 14 giorni, 2 settimane di quarantena, poi abbiamo calato a 10, siamo arrivati a 7, insomma penso che si possa gestire senza ad esempio fare tutta questa fase di tamponi. Poi la scuola ha un altro problema, che ha un bel po' di classi in quarantena, sono tante migliaia, e lo potremmo anche dire il numero, non vorrei sbagliare, insomma, 2004 quando abbiamo chiuso, e poi c'è la mancanza di docenti, ci sono docenti in quarantena, docenti in malattia e docenti non vaccinati. In questo brodo primordiale non so cosa venga fuori, nel senso che abbiamo veramente grosse difficoltà. Io immagino che poi si aprirà lunedì, il governo ha deciso che si dovrà aprire, si apriranno le scuole il 10 e si apriranno con una situazione dove molte saranno chiuse, altre saranno in DAD perché non ci sono altre soluzioni, e si cercherà di venire fuori da questo. Lei torna a dire che avrebbe preferito quindi un'apertura ritardata? Io ho detto che se il comitato, io sono stato quello che ha chiesto al governo di avere un'espressione del comitato tecnico-scientifico rispetto all'apertura delle scuole, se fosse stata auspicabile oppure no dal punto di vista scientifico. Non ho avuto risposte, ma anche i colleghi hanno sostenuto questa richiesta, quindi prendo atto che il decreto prevede l'apertura delle scuole. Che poi il problema grosso non è l'apertura della scuola, è la gestione di tutto quello che è la fase di testing e di screening, che è una roba paurosa, cioè ai genitori diciamo già che noi non siamo in grado di affrontarla. Adesso dovrebbero scendere in campo le farmacie, ma anche lì vanno chiarite molte cose, e giustamente le farmacie non possono lavorare gratis, e per noi questa fase, se dovesse essere remunerata a 15 euro a tampone, a quello che è, significa una spesa paurosa. Considerate che noi facciamo 160.000 tamponi al giorno, ne dedicassimo anche altri 50.000 ai privati, e non è una spesa da poco. Sulla scuola quindi si è già espresso. La seconda domanda che le volevo porre era relativa alle misure più in generale che il governo ha deciso. Che valutazione politica dà in particolare dell'obbligo vaccinale sopra i 50 anni? Avrebbe preferito un obbligo più esteso, anagraficamente parlando? Ma guardi, intanto diciamo che si è mutuato il modello tedesco, nessuno l'ha detto in questi giorni, io l'ho detto in più occasioni nelle scorse settimane. La Germania a un certo punto, circa 20 giorni fa, un mese fa, ha deciso di adottare il modello dell'obbligo vaccinale per gli over 60. Noi di fatto abbiamo fatto una valutazione, quando dico noi dico come paese, abbiamo fatto una valutazione che secondo me non è sbagliata, prendendo atto che negli ospedali il nostro paziente prototipo tipo è un over 50 nella stragrande maggioranza dei casi. Poi sentiremo dalla professoressa Tacconelli quali sono le caratteristiche di questi pazienti. Allora, la scelta è quella di mettere in sicurezza nel maggior modo possibile questa fascia di età. Dopodiché tutti dicono: ma Zaia era contrario all'obbligo vaccinale, ma io ve l'ho detto per mesi, perché vi ho detto che se l'obbligo vaccinale è un obbligo di natura sanitaria è inattuabile, perché è impensabile che in un paese civile si accompagni qualcuno con la forza pubblica ad essere vaccinato, e ho sempre sostenuto: vedrete che la trasformeranno in un'ammenda amministrativa. È accaduto così in Germania, andate a controllare in Germania, 100 euro di multa, e accade così da noi, 100 euro di multa. Tra l'altro lo farà l'Agenzia delle Entrate, una tanto, non si è ben capito. Vi ricordate quante volte ho detto in questi ultimi mesi, invece di parlare di obbligo vaccinale, chi parla di obbligo dovrebbe spiegarci cosa intende per obbligo vaccinale. Prendo atto che avevo preannunciato, ho preannunciato quello che poi è accaduto, che alla fin fine è un obbligo oblabile, ma non ci risolve il problema sanitario, se il problema sanitario era quello da risolvere. In generale vi ricordo che OMS ha emesso voi sapete che io non sono contro il vaccino, ho la dose booster e non si discute su questo, però chiaramente un mese fa in una circolare OMS ha detto: attenzione con gli obblighi vaccinali, perché create il muro contro muro, poi non vaccinate più. Lo diceva in senso generale, magari non lo diceva per paesi come i nostri che hanno l'89, 90%, 91% di accesso alle vaccinazioni, che è alto, perché voglio ricordarvi
che se noi andiamo a guardare anche i dati dell'antinfluenzale del passato, noi arrivavamo 30, 35, 40% quando andava bene. Quindi io dico, prendiamo atto, adesso c'è una fascia di popolazione che è diventata target da mettere in sicurezza, gli over 50. Allora, se è così, dovremmo un po' mollare sugli altri fronti, no? In linea di principio, nel senso che noi dobbiamo sempre più concentrarci sul fatto che dobbiamo evitare che gli ospedali vadano a collassare, punto. Dopodiché la vaccinazione resta ad accesso volontario per tutte le altre fasce di età e ognuno deciderà cosa fare. Per i bimbi decideranno i genitori. Terza e ultima, a proposito degli ospedali che non devono collassare, ci arrivano segnali di sofferenza in particolare dai centri hub, penso al Policlinico di Padova, che malgrado la presenza del Covid Hospital di Schiavonia si fa carico di una grossa fetta di pazienti Covid. I sanitari si trovano nella difficoltà e anche nell'imbarazzo di dover dire ai loro pazienti che gli interventi chirurgici dell'attività elettiva saltano perché non c'è la disponibilità del personale o perché c'è comunque una restrizione generale. C'è un orizzonte temporale, che so, dal modello previsionale, che può dire quando finirà questa emergenza? Guarda, i grandi numeri che ci dà questa emergenza e l'impatto ospedaliero, che pur critico, pur impegnativo, non è un impatto ospedaliero che è in linea con le previsioni del passato. Cioè oggi, se noi applicassimo i modelli matematici che avevamo a dicembre dell'anno scorso, oggi noi saremmo al collasso totale, 6.000 pazienti in ospedale, questo ci darebbe il modello. Quindi è cambiato lo scenario, noi abbiamo, poi magari la prof dirà la sua opinione che è più scientifica della mia, abbiamo sempre più il sentore che ci stiamo avviando verso l'endemizzazione di questo virus, no? Cioè chi è ormai che non ha un contagiato a casa, un parente o un amico in quarantena. E la speranza è questa, cioè il mio ringraziamento va a tutti coloro che lavorano negli ospedali, ne abbiamo 54.000, dei quali 12.000 medici, stanno facendo l'impossibile. Forse questa domanda dovrebbe essere girata a chi ancora continua a dire che gli ospedali non servono per il Covid, perché basta curarsi a casa. Nella logica dei grandi numeri qualcuno ha bisogno anche dell'ospedale. Quindi non c'è un'indicazione temporale al momento? No, però il giro di boa noi lo facciamo in questo mese, nel bene o nel male lo si fa. Avete visto, intanto questo virus, anzi questa variante, io lo vedo dal mio osservatorio, che è quello dei numeri e gestionale, a differenza delle altre non ci fa attendere tanto l'onda di piena. Cioè tu hai il contatto con il positivo, in 3-4 giorni se ti va male c'è già col mal di gola, con la febbre o con il raffreddore. Ricordo che nelle prime ondate ci davamo anche 10 giorni per vedere se accadeva qualcosa. Quindi adesso noi stiamo pagando il conto sicuramente di tutte le festività, dove insomma gli assembramenti ci sono stati, dove comunque inevitabilmente i pranzi hanno diffuso nei clan familiari il virus. Adesso andiamo verso una fase, diciamo, un po' più tranquilla, a parte il carnevale, speriamo di venirne fuori. Tocca a Cristina Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. Tra le novità del decreto ci sono tutta una serie di ripercussioni e i commercianti hanno già sollevato il problema al governo. Sostengono che sono impropri i controlli a carico dei negozianti del Green Pass. Lei che cosa ne pensa di questo? In che senso, scusa? I negozianti devono controllare il Green Pass dei loro clienti. Questo per i commercianti è un obbligo oneroso. Lei cosa ne pensa? Diciamo che è oneroso. In termini economici anche di tempo? Per qualcuno, mi metto nei panni di molti, può essere anche imbarazzante, può essere anche, come si può dire? In questo senso. Poi io sono anche di un'altra idea, che se è vero che tu mi controlli, io posso chiederti se tu sei a posto con le tue carte. Io continuo a porla questa questione. Molti cittadini dicono: scusami, io devo andare evitiamo di citare una categoria, se no poi ho 20.000 mail domani mattina, vado i servizi alla persona, mi chiede il Green Pass e poi davanti a me non so se chi pratica i servizi alla persona, se fa i tamponi e vaccina, non so nulla. C'è anche questo aspetto, no? Quindi è reversibile. Comunque questa è stata la decisione che hanno preso, cioè nel senso che qualcuno dovrà controllare
chi entra nei locali, come accade per i ristoratori peraltro. Ma lei come la considera? Come la consideri? Che se non ci fosse il Covid non avremmo tutti questi casini? Cioè, fino ad oggi i ristoratori l'hanno fatto in assoluto silenzio, adesso ovviamente sono altre categorie. Cioè ragazzi, qua dobbiamo capirci, o siamo convinti che questa è una roba seria e dobbiamo venire fuori, o pensiamo che sia una mega farsa come dice qualcuno e che siano tutte invenzioni per arrivare chissà a vendere quintalate di farmaci o altre robe del genere. E io dico sempre, se qualcuno ha la formula per svuotare gli ospedali, la chiudiamo subito sta partita, perché il nostro problema sono gli ospedali. A proposito di partite del calcio c'è un po' di caos per la Serie A, il Verona in particolare ha vissuto questi momenti di indecisione con le USL che vanno ognuno per conto proprio. Mercoledì è confermato la riunione con il governo Stato-Regione su questo tema, sì, lei cosa ne pensa? Ma penso che debbano essere uniformati anche gli atteggiamenti rispetto alle quarantene o... Il gruppo di lavoro è lunedì. Abbiamo convocato il gruppo di lavoro delle 5 regioni lunedì su questa tematica. Lunedì, cioè oggi? Lunedì prossimo. E poi c'è l'incontro col governo, ne parlavo anche ieri col ministro Gelmini. Sì, ma c'è una linea su cui state lavorando? C'è già qualcosa su cui... No. Un'ultima cosa, Presidente, chiedo scusa, quando parlava dell'Open Day... Sì, per i bimbi, dai 5 ai 12 tutti gli hub vaccinali, 5-11 o 5-12? 5-11, nel senso che 12 in su poi c'è l'altra. E poi per i 12 e i 15 anni... È autorizzato, si prenoteranno per il booster. Sempre da lunedì allora o possono già prenotarsi? No, sono prenotabili. C'è il tempo di modificare il programma, ma che avevamo già fra l'altro predisposto. D'accordo, grazie. Insomma, se non sarà attivo questa sera, sarà domani mattina, Grazie. Prego. Bene, allora adesso tocca a Nicolussi Moro, poi Natali. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere un chiarimento perché è una domanda che ci arriva da molti genitori. Sì. Allora, il presidente di regione non ha la possibilità, in virtù dell'autonomia scolastica, di decidere con una sua ordinanza se posticipare o rinviare, come vogliamo dire, insomma, l'apertura delle scuole? Sì, ce l'ha, ma su base scientifica. E su base scientifica il governo ci ha risposto che comunque vanno aperte. Quindi non c'è la possibilità in questo momento di fare... nel senso che se oggi prendessi la decisione di aprire le scuole, di chiudere le scuole, dovrei avere un supporto scientifico che va ad avvalorare che tutto quello che è stato deciso a livello nazionale per il Veneto non vale. Al momento non c'è. Fermo restando che oltre a quei genitori che chiamano in questa direzione, poi c'è una marea di genitori che ci chiamano per dire di non chiudere le scuole. Ma no, l'anno scorso io le ho tenute chiuse fino al 1° di febbraio e c'erano manifestazioni tutti i giorni qui. Sì, però è anche vero che in questo momento, come lei sa bene Presidente, ci sono tantissime categorie di lavoratori a casa contagiati, tanto è vero che i treni sono ridotti, tante aziende rischiano di non riaprire. L'anno scorso facevamo 200 morti al giorno, si sono lamentati della chiusura delle scuole. Ecco, ma nel senso, io penso che quest'anno i genitori che sono a casa magari, però per carità, è una domanda che le rivolgo. È un po' avventurosa metterla così. Sì. La seconda cosa Prego. che interessa a tante persone è questa: a che punto siamo con lo stop delle attività programmate degli interventi chirurgici di elezione negli ospedali? Perché tanti si sentono rimandare in continuazione delle prestazioni specialistiche che avevano prenotato già da un po' e vorrei capire com'è la situazione negli ospedali. Dobbiamo fare una verifica sui numeri. La verifica sui numeri la facciamo, però oggi vi ricordo che vige l'ultima circolare che ha in pratica chiuso l'attività specialistica non urgente ed emergente, quindi quella a 30-60 giorni, e tutte le attività programmatorie di elezione che richiedono posto in terapia intensiva. Quindi vige questo oggi. Però vediamo anche una verifica, però lasciateci almeno 24 ore di tempo. Ok ragazzi? Sì, va bene, d'accordo. Grazie. Allora tocca a Natali. Io ritorno un attimo sul discorso dell'obbligo vaccinale e in merito, se mi può dare lei invece una sua idea sul consenso informato e sulla manleva.
Se è possibile, se lei vede magari una possibilità in questo senso. Non sono preparato per rispondere a ste robe. Ok, e invece... Nel senso che è un fatto giuridico che riguarda autorizzazioni che non sono cose che seguo. E secondo lei non ha neanche la sua percezione in questo senso? Perché il fatto di tanti cittadini dicono questo, non c'è una manleva da parte dello Stato e quindi già questo ci indica il fatto di non vaccinarsi. No, scusa, io posso dire la mia esperienza e penso che sia condivisibile da molti. Se non mi vaccino è perché ho paura del vaccino, ho paura che mi faccia male il vaccino. Che ci sia qualcuno che mi firma la manleva o che non la firmo io o che si assume la responsabilità se sto male, la mia prima priorità è di non star male, non di avere qualcuno che mi paga i danni quindi credo poco a questa scusa. Se non ti vuoi vaccinare è perché non ti vuoi vaccinare, perché ricorre spesso sta storia, ma se ci fosse la possibilità di avere che vengano riconosciuti i danni mi vaccino, cioè io non è che dico vado contro il muro solo se ci sarà poi un'ortopedia che mi aggiusta le ossa. Immagino che chi non si vaccina del resto lo dichiara, è convinto che è terapia genica, che è grafene, che è microchip, che rende sterili, che non serve a niente, che è Big Pharma. Cosa c'entra la manleva a quel punto? Io la vedo così. Un'altra cosa. Comunque adesso arriverà Novavax, che non ha terapia genica o niente, immagino che avremo gli hub vaccinali pieni di persone che vorranno vaccinarsi. E invece poi ci parlerà meglio della pillola curativa, però il Veneto continuerà comunque ad autorizzare anche le flebo monoclonali. Ma lo dirà la professoressa, è la massima esperta su queste cose. Anzi, sono in arrivo la prossima settimana 2 grossi forniture di monoclonali. Quindi continuerà? Sì. Senso, anche se costano forse di più o no? Quindi alla fine costano meno anche di una... pensate che non vaccinati, pensate, magari dopo chiederemo alla professoressa, i non vaccinati se li fanno volentieri i monoclonali. Sì, cosa diciamo? Che nessuno si vaccina perché costa come un giorno di terapia intensiva? No, ai Novax diciamo loro questo ragionamento. Microfono, per favore. Sì, chiaro. Bene, grazie. Passo la parola alla professoressa. Prego, prof. Grazie. Prego, professoressa Tacconelli. Grazie. Allora, difficile fare il punto della situazione, di una situazione che è profondamente cambiata, secondo me, e la mia impressione, vorrei fare forse questa premessa, è che in questo momento c'è tantissima confusione perché stiamo utilizzando gli stessi criteri e gli stessi termini di visuale del problema che usavamo un anno fa, anzi 2 anni fa ormai, sono quasi 24 mesi, per una situazione che da un punto di vista clinico e di epidemiologia sul territorio è completamente diversa. Credo che ci siano fondamentalmente 4 visuali che debbano essere chiarite e poi vi dico su quale di queste 4 esprimerò il mio aggiornamento. C'è la visuale del medico infettivologo, quindi del mio team e di tutti gli altri team di infettivologi che lavorano nel Veneto, che sono 24 mesi che fanno solo questo, accompagnati dagli intensivisti che hanno avuto una certa pausa nel periodo estivo, hanno avuto più o meno momenti di relax, e poi da pneumologi o da internisti a seconda del tipo di specializzazione che lavorava sul Covid, ma fondamentalmente noi abbiamo un solo interesse, che si riduca il più possibile la mortalità dei pazienti Covid. A me non interessa fondamentalmente che siano vaccinati o non vaccinati, qualunque cosa loro pensino, per me la cosa fondamentale è avere dei farmaci che mi riducano la mortalità. L'opinione invece del chirurgo, l'opinione di tutto l'altro gruppo di medici che non lavora sul Covid è di non avere pazienti Covid dentro l'ospedale,
Poi c'è l'opinione del paziente, che ha diritto alle migliori cure possibili, anche questo, indifferentemente se sia vaccinato o non vaccinato, quali siano le sue idee. Su questo credo di essere assolutamente convinta al 1000%, che per me non fa nessuna differenza quali siano le idee del paziente, ma ha lo stesso diritto di essere curato come tutti gli altri. E poi invece c'è l'opzione politica, la valutazione politica e sociale e di sanità pubblica, che è completamente diversa, perché deve valutare gli aspetti economici, il diritto alla scuola, il diritto al lavoro, il diritto alla casa. Ecco, queste sono le 4 valutazioni. Io posso parlare e posso riferirmi solo a quella che è la possibilità di trattamento delle malattie infettive, in questo caso del Covid, e quindi dal mio punto di vista di ridurre la mortalità e l'accesso all'interno dell'ospedale. Che poi sia profondamente necessario, per riagganciarmi a un paio delle domande precedenti, che si modifichi il modo in cui la sanità pubblica è organizzata a livello dell'ospedale, del territorio, che la pandemia l'ha dimostrato chiaramente, perché oggi il mio problema è che ci sono tantissimi positivi che non sono sintomatici in ospedale, ma che vengono trasferiti automaticamente nelle aree Covid. Questo aumenta nettamente i numeri che noi abbiamo come ricoveri e ritarda in maniera drammatica l'accesso alle cure del soggetto che ha solo un tampone positivo, ma casomai è un anziano che si è fratturato il femore o ha avuto un incidente stradale o deve fare un intervento chirurgico. Ecco, la sanità va ripensata, perché chi ha solo un tampone positivo debba avere immediatamente le cure, quindi vanno ripensate anche le organizzazioni dei reparti e anche il rapporto con il territorio, dove sicuramente il Covid di ora può essere trattato in maniera diversa in forte collaborazione con gli ospedali. Detto questo, cos'è che vedo io ora? Io vedo una malattia che è causata da Omicron, con la forte limitante che non so esattamente quale sia la percentuale di Omicron nei miei pazienti, come non lo sa nessun centro italiano, ma dobbiamo fare affidamento ad alcune valutazioni di prevalenza che possono essere nazionali o regionali, che però non sono sul paziente singolo. Però io vedo una malattia nettamente diversa. Omicron ha una forma nel vaccinato fondamentalmente simile influenzale, solo delle vie aeree superiori, che può essere trattato, poi insomma lo vediamo anche nel dettaglio, tranquillamente presso il proprio domicilio. Vedo una malattia Covid nel vaccinato che è completamente diversa da quella che vedevo 8 mesi fa, quindi con una netta riduzione del bisogno di semi-intensiva, netta riduzione del bisogno di terapia intensiva, quindi nettamente migliorata, e continuo però a vedere pazienti non vaccinati che acquisiscono la variante Delta, che è ancora altamente diffusa nella nostra regione come in tutta Italia, e vedo lo stesso identico quadro che vedevo 9 mesi fa, quindi 50enne con semplicemente un diabete che arriva in condizioni gravi e che in 3 giorni finisce a rianimazione. Quindi questo è il quadro che io in questo momento ho di fronte. Qual è la grande differenza con un anno fa? Che in questo momento ho molte più terapie. Non ho una terapia efficace al 100%, ma non ce l'ho nella maggior parte delle malattie infettive. In 50 anni noi abbiamo sviluppato 90 farmaci antivirali per tutte le malattie infettive che esistono, che è niente. Quindi questo è per dirvi quanto sia difficile sviluppare un antivirale. Oggi noi possiamo trattare con 5 diversi tipi di terapie il paziente ambulatoriale. Quale tipo di paziente però devo trattare? Questo forse è il messaggio più importante oggi. Il paziente che è vaccinato e non ha fattori di rischio. E quali sono i fattori di rischio per un Covid grave? Obesità, diabete scompensato, patologie oncologiche, ematologiche, trapianti, immunodeficienza primaria o secondaria, insufficienza renale. Questi sono i pazienti che sono ad alto rischio di Covid. Questi pazienti hanno oggi la possibilità di avere una terapia endovenosa con il monoclonale, endovenosa da oggi con il remdesivir o per bocca con il molnupiravir, che è l'agheredio, il nuovo farmaco, e possono essere trattati. Quindi cosa ho di nuovo? Ho questa pillola antivirale, che è appunto il molnupiravir, che ha dosaggio di 200 mg, ne vengono somministrate 4 compresse al giorno, 2 volte al giorno per 5 giorni. Effetti collaterali molto lievi, per lo più gastrointestinali o cefalea,
con nessuna differenza come effetti collaterali con il placebo con cui è stato confrontato in un trial randomizzato controllato, che per noi è l'unico modo per vedere se un farmaco effettivamente funziona o meno. Cosa ha dimostrato questo studio? Che nei pazienti che hanno un fattore di rischio per un Covid grave, la percentuale di soggetti che vanno incontro a decesso o a ricovero ospedaliero era del circa 7% in chi assumeva la terapia orale e circa il 14% in chi invece assumeva delle compresse con zucchero o qualunque sostanza che fosse considerata placebo. La mortalità in quelli che poi andavano in ospedale era sempre circa 4%, 5% nel gruppo con la terapia per bocca e 10% nel gruppo senza. Quindi significa aver ridotto di circa il 50% il rischio di ricovero. Quindi non è la panacea del Covid, perché altrimenti dovrebbe essere il 100%, ma per me ridurre il 50% mortalità o ospedalizzazione fa un impatto enorme. Chi è che non può prendere questa compressa? Per le donne in gravidanza non è stata testata, non è stata testata nei bambini, quindi al di sotto dei 18 anni. Questo è importante perché uno dei grandi problemi della sanità, non Covid ma di tutta la sanità, è sempre che esistono pochi farmaci per i bambini. Questo è sempre stato un motivo anche per gli antibiotici di problematica. Se una donna desidera avere dei figli proprio in questo momento, in questi 8 giorni in cui prende la terapia, deve utilizzare un mezzo contraccettivo, perché non ci sono studi sull'effetto di queste terapie su una possibile procreazione, quindi per almeno 4 giorni dopo. Quindi, come vedete, è un farmaco assolutamente maneggevole. Abbiamo detto ne ha diritto gli stessi che avevano diritto ai monoclonali, quindi per rispondere alla domanda della giornalista prima, che il gruppo dei pazienti a rischio rimane lo stesso. Quello che io ho adesso in questi pazienti sono 3 opzioni: posso fare l'anticorpo monoclonale, posso fare la terapia orale e in più ho anche approvato da AIFA il Remdesivir, che vi ricordate era uno dei primi farmaci che l'Inghilterra aveva sperimentato per l'azione sui pazienti ospedalizzati. Adesso ha fatto un nuovo trial che dimostra che 3 somministrazioni per via endovenosa, dose d'attacco, secondo giorno metà dose, terzo giorno metà dose, riducono dell'88% il rischio di ospedalizzazione nello stesso tipo di pazienti. Quindi noi adesso abbiamo questi 5 farmaci, 3 anticorpi monoclonali, una compressa e un farmaco endovenoso che fino a 6 mesi fa non avevamo. Cosa cambia quindi per il paziente? Se io sono un vaccinato senza fattori di rischio e ho sintomi influenzali, io direi di affrontare la problematica esattamente come una sindrome influenzale. Riposo, farmaci, che sia l'ibuprofene, che sia il paracetamolo, tranquillamente a casa, qualche rimedio antico che sicuramente fa bene, che va dal tè caldo alla tranquillità, ma è una sindrome influenzale, come tale va trattata. L'unica accuratezza che si potrebbe suggerire, visto che tutte le famiglie oggi ce l'hanno, un saturimetro, misurazione della saturazione d'ossigeno 3 volte al giorno, seduti, senza fare attività, in un ambiente senza luce diretta sul paziente. Se la saturazione d'ossigeno è sempre dal 94% in su, praticamente trattatela esattamente come una qualunque altra influenza. Se il paziente invece ha uno di quei fattori di rischio che abbiamo detto prima o non è vaccinato, deve contattare il medico di medicina generale e chiedere al medico di medicina generale di confermare che lui è un paziente a rischio. In Veneto abbiamo una piattaforma, la Regione ha creato una piattaforma elettronica in cui il medico di medicina generale segnala il paziente con fattori di rischio a un centro regionale e provinciale. Ogni centro prescrittore riceve in Veneto questa comunicazione e quindi noi chiamiamo i pazienti a seconda di quelli che ci vengono segnalati dal medico. In azienda ospedaliera integrata di Verona abbiamo fatto un passo in più, perché abbiamo dato anche la nostra disponibilità per aiutare i colleghi del territorio di essere contattati direttamente.
molti dei giornali hanno pubblicato più volte i nostri numeri. In questo momento ovviamente siamo in una situazione di panico totale perché riceviamo circa 200 telefonate al giorno, ma continuiamo con coraggio e voglia di aiutare a lavorare in questo modo. Quindi vedete che questa è fondamentalmente la situazione in questo momento. Cosa è importante per chi ha fattori di rischio e ha una sindrome influenzale in questo momento? Che faccia un tampone entro 5 giorni. Questo ci permette di usare tutti e 3 i tipi di terapia. Quello che abbiamo fatto con la Regione, con tutti i tavoli della Regione, con tutti i colleghi che lavorano su questo argomento, il farmaco Remdesivir può essere utilizzato anche in RSA. Questo significa aiutare i colleghi dell'RSA, il paziente invece di essere spostato come avviene adesso e quindi chiamare la Croce Rossa, fare lo spostamento, spesso i pazienti poi sono anziani, non hanno piacere ad essere spostati, hanno ansia, verranno trattati esattamente dove si trovano, a meno che non abbiano bisogno ovviamente dell'ospedale dove siamo assolutamente disponibili, e ricevono il Remdesivir per 3 giorni endovenosa direttamente. Altra organizzazione che come azienda ospedaliera di Verona, ma ritengo che tutte le altre aziende del Veneto stiano facendo lo stesso, di collegarsi con il territorio per cercare di utilizzare, laddove il paziente con fattori di rischio non si possa muovere da casa, le USCA per la somministrazione della terapia per bocca. Anche questo per cercare di far collaborare tutte le componenti dell'assistenza sanitaria alla migliore terapia per il paziente. Vedete che questo rispetto a quello che avevamo 6 mesi fa è un altro mondo, e non ho parlato ancora del nuovo antivirale, che è un'associazione del Ritonavir che avevamo provato all'inizio, insieme con un nuovo antivirale scoperto adesso che si chiama Nirmatrelvir, che anche questo ha un effetto 3 compresse 2 volte al giorno per 5 giorni nel ridurre la replicazione. L'America l'ha già provato in via emergenziale, adesso toccherà a EMA ed AIFA fare lo stesso. Cos'altro possiamo fare? Possiamo prevenire la malattia nei pazienti molto immunocompromessi, oncologici ed ematologici. Da circa una settimana hanno la possibilità post contatto di essere trattati con anticorpo monoclonale. Sta per arrivare sul mercato un anticorpo monoclonale che ha un effetto di 12 mesi. Questa potrebbe essere una possibilità per tutti i trapiantati, gli oncologici e gli ematologici che non rispondono al vaccino, ed anche per i Novax che per qualunque motivo abbiano però delle patologie concomitanti gravi, e quindi utilizzare questo anticorpo monoclonale ci può permettere di dare una protezione di lunga durata. Ovvio che non è una sostituzione per il vaccino. Il vaccino ha una sua funzione, l'anticorpo monoclonale ne ha un'altra, però era per dirvi di quante e numerose sono le opzioni che abbiamo oggi rispetto ad un anno fa. Quindi forse per questo motivo io mi ritengo abbastanza serena, nel senso che il mio problema è che si parla in troppi su argomenti che non sono di competenza, per cui non chiedetemi cosa ne penso dei vaccini per i bambini, perché non penso che sia mio compito dare questa informazione. Io parlo di quello di cui ho evidenze e che sono abituata a trattare. Sono i pediatri, le società di pediatria che danno queste informazioni, così come i piani di sanità pubblica vanno discussi con gli esperti di igiene. Se ognuno di noi parlasse solo di quello di cui ha competenza, probabilmente potremmo avere un momento un po' più sereno. Che poi la sanità abbia bisogno di un momento di riorganizzazione e che prenderemo spunto da tutto questo per imparare la lezione, io spero che questo poi, insomma, qui al mio fianco chi se ne deve occupare, noi diamo solo il nostro contributo, ma credo sia il momento appunto di pensare al futuro con un po' più di serenità rispetto a 24 mesi fa. Grazie. Avevo dimenticato di dire che la professoressa è anche il Comitato Tecnico Scientifico regionale, oltretutto. Ci sono domande per la professoressa Tacconelli, Nico Russi Moro e poi Andriolli. Buongiorno professoressa, volevo chiederle se mi può spiegare meglio il nuovo... Non si sente? Perché è acceso? Allora aspetta. Ecco. Allora, buongiorno professoressa, volevo chiederle se mi potesse spiegare meglio il nuovo anticorpo monoclonale.
intanto, e poi le chiedo anche della pillola, però questo mi interessa perché io non ho capito bene la differenza con gli altri. Ecco. Allora, il nuovo anticorpo monoclonale, che si chiama long acting, nel senso di lunga durata, non è ancora in commercio in Italia. Sono stati però pubblicati su riviste internazionali di prestigio i primi risultati e comunicati dalla casa farmaceutica, quindi non c'è ancora una valutazione in qualche modo indipendente. Però i primi risultati che si sono documentati hanno valutato una differenza tra chi ha fatto questo anticorpo monoclonale e chi non l'ha fatto, a parità di esposizione a numeri di pazienti positivi, nel ridurre l'acquisizione in maniera altamente significativa. Perché succede questo? L'anticorpo monoclonale praticamente significa l'infusione nel paziente di un numero, parliamo di milioni di copie di anticorpi, che hanno come durata più o meno 2-3 mesi, dopodiché spariscono naturalmente dal sangue ed il paziente acquisisce i propri anticorpi che nel frattempo, data la malattia, si è provocato, ovviamente si sono sviluppati. Il nuovo tipo di anticorpo monoclonale è stato modificato con tecniche di biologia molecolare, per cui la sua durata è superiore ai 6 mesi e secondo i primi dati in vitro arriva fino a 12. Non parliamo di modifiche nel senso di utilizzo di geni animali o di modifiche con proteine virali, semplicemente biologia molecolare che ha modificato la struttura chimica per una degradazione a livello del sangue più lunga rispetto ai 3 mesi che è di solito. Grazie, questo mi è chiaro. Volevo chiedere adesso se la pillola che noi chiamiamo anti-Covid, insomma la pillola della Merck, è già in utilizzo nei nostri ospedali e come gestite la differenza anche in rapporto al paziente poi che vi chiede tra la pillola anti-Covid e i monoclonali, oppure se ci può essere un'associazione, perché mi ricordavo che all'inizio, quando non c'era ancora appunto grande scelta, si associava ai Remdesivir ad altre terapie. Volevo capire se anche in questo caso le 3 terapie che lei ha citato sono associabili tra di loro. Grazie. Allora, le terapie che io ho citato, a cui lei fa riferimento, sono nei pazienti trattati in ambulatorio, quindi quelli con sintomi lievi che non necessitano di terapia in ossigeno in reparto. Non vengono somministrati in combinazione, ma c'è un'alternativa l'una o l'altra. Il farmaco è arrivato in Regione Veneto credo l'altro ieri è stato immediatamente distribuito alle farmacie di tutte quante le aziende. Io ovviamente posso parlare per la mia azienda, il nostro ambulatorio di Verona da questa mattina è in grado di somministrare i farmaci e credo che lo stesso avvenga in tutto il resto della regione. E come ci regoliamo? C'è una differenza importante tra il monoclonale e l'antivirale che può essere utile nella scelta. I pazienti sono gli stessi, quindi io sono autorizzata a prescriverli sia l'uno che l'altro, diciamo uno dei 3 sicuramente nei pazienti. Alcuni dati preliminari in vitro mi dicono che gli anticorpi monoclonali potrebbero avere un effetto minore sulla variante Omicron. Attenzione che però sono solo dati in vitro. Io vi posso dire sulla nostra esperienza degli ultimi 250 pazienti trattati, tra l'altro in maniera randomizzata a Verona, noi non abbiamo visto alcuna differenza, nessuno dei nostri pazienti è stato ricoverato, quindi non ho nemmeno una percentuale da darvi, vi dico solo che sono stati 0. Però ovviamente una sola osservazione non fa scienza e quindi avremo bisogno di più dati. Se io però sospetto che il paziente possa essere veramente ad altissimo rischio di complicanze e per esempio ha una patologia grave concomitante, potrei preferire la terapia orale rispetto al monoclonale se temo che ci possa essere la variante Omicron. Un altro dato importante è che il farmaco antivirale è stato testato solo su soggetti non vaccinati,
Quindi non è detto che questo beneficio enorme che si è visto nello studio venga confermato nel vaccinato, perché il vaccinato ha meno malattie, era uno di quei punti che ho detto all'inizio. Quindi potremmo pensare di preferire la pillola orale per il non vaccinato e l'anticorpo monoclonale per il vaccinato, però ecco, di questo ne discuteremo insieme poi con i colleghi del Veneto. Mi dimenticavo di dirvi prima, e vi prego di farmelo aggiungere perché ci tengo, la Regione ha fatto qualche mese fa in collaborazione con il gruppo della dottoressa Scroccaro un documento che dettaglia attentamente tutte le terapie del paziente a domicilio, che si trova sul sito internet della Regione per tutti i medici di medicina generale. Abbiamo veramente lavorato tanto per fare quel documento e c'è il dettaglio di tutto quello che un medico di medicina generale può prescrivere al proprio paziente e gli effetti benefici di quello che prescrive. Ecco, pensavo che questo potesse essere un momento utile per ricordare. E l'ultima cosa, professoressa, volevo chiederle, ho visto che è stato condotto anche uno studio, se non sbaglio, dall'IEX di Negrar, però siccome i Novax continuano a, tra virgolette, curarsi con l'invermectina, se ho pronunciato bene, volevo capire un attimo che cosa ne pensa lei. Allora, lo studio di Negrar ha confermato che il farmaco non ha effetto. Credo che l'unico modo che ho io di rispondere a questa domanda è che dipende da quello che un paziente si aspetta dal proprio medico. Io ho un solo modo di lavorare, un medico deve lavorare sulla base delle evidenze scientifiche, non c'è un altro modo, poi deve discutere le evidenze scientifiche con il paziente e concordare a seconda della persona che ha di fronte quale sia la terapia migliore per quel paziente, perché i pazienti sono diversi e non è detto che la migliore terapia per uno sia la migliore terapia per l'altro, però non c'è un altro modo di lavorare. Ci sono alcune terapie come l'ivermectina, la zitromicina, l'idrossiclorochina, che studi, che sono gli stessi che noi utilizziamo per trattare il cancro, gli stessi che noi utilizziamo per trattare le patologie reumatologiche, quindi che tutti accettiamo come evidenza scientifica, hanno dimostrato che sono inutili se non addirittura dannosi. Io non posso rispondere a un mio paziente che non in questo modo e credo che il paziente debba pretendere dal proprio medico una spiegazione scientifica di ogni consiglio che gli venga dato, che non può essere io penso, io credo, io ritengo, io ho letto su Facebook o sul sito web non specificato. Grazie, tocca a Milva Andrioli. Dottoressa, io la ringrazio moltissimo per il quadro anche tranquillizzante dal punto di vista delle terapie che sono, diciamo, nell'evoluzione. Siamo arrivati ad avere un armamentario molto più ampio, avete a disposizione molti più strumenti per combattere la malattia, però confesso anche una grande difficoltà nel fare il punto della situazione, non essendo medico io e non tentando minimamente di spiegare a chi andrà somministrato come, quando e quali terapie. Lei ha detto prima, se ognuno restasse sul proprio terreno riusciremo a... ma lei fa parte anche di tanti terreni, compreso quello del Comitato Tecnico Scientifico, e quindi le giro la domanda. La situazione è cambiata, sono 23 mesi diversi, con situazioni diverse, dove il positivo di 2 anni fa non è lo stesso positivo di adesso, e però gestiamo la situazione allo stesso identico modo, tant'è che è in difficoltà lo stesso Presidente che dice: come facciamo se abbiamo ridotto i numeri di giornate di isolamento? I decreti del governo vanno in questa direzione di leggere la realtà che cambia, o siamo sempre a utilizzare le stesse parole e quindi fermi lì? Andiamo nella mia opinione che va un po' oltre la mia opinione medica. Sì, allora... E vale per le scuole, e vale per l'obbligo vaccinale, anche sulla tempistica. Allora, la mia opinione personale, quindi come tale può essere soggetta a critica, è che in questo momento non ci sia a livello politico un approccio calibrato sulla situazione attuale, ma che le risposte che io vedo sulla base della mia opinione personale sono risposte che sono calibrate sulla situazione precedente. In questo momento invece secondo me va ripensato tutta la
organizzazione e il controllo del Covid, quindi che va dalla necessità reale del contact tracing, che in una situazione di questo genere non è possibile pensarla come quando i casi erano 3. E allora va benissimo fare il confronto con la Cina, ma se la Cina lo può fare con 3 casi non è la stessa cosa che farlo con un numero di positivi come quello di oggi. Significa riorganizzare gli ospedali e riorganizzare anche come l'impatto del Covid viene calcolato, che non può essere più sulla base del numero di tamponi positivi, non può essere più su un fittizio numero di letti attuabili, ma deve essere fatto sulla reale situazione degli ospedali, ma soprattutto deve essere cambiata la definizione di caso, di Covid, che si riferisce solo ed esclusivamente a chi ha la malattia da Covid e non a chi ha un tampone positivo, perché se non cambiamo questo modo di pensare, di nuovo, mia opinione personale, in 2 mesi la sanità crolla. Il paese si paralizza, esatto. Però con dati che non sono più quelli di 2 anni fa, cioè dove si giustificava un lockdown, adesso non solo non lo possiamo giustificare, ma non lo possiamo neanche più attuare. O anzi, ci andiamo, ma chi è che può cambiare queste cose? Cioè, dal di dentro, le vostre indicazioni, mi rivolgo a lei come comitato tecnico scientifico, quindi non come infettivologa, come si può a questo punto riuscire a invertire la rotta e anticipare anche le mosse del Covid? Perché a questo punto ho l'impressione che siamo sempre indietro, è questo? Allora, non siamo sempre indietro perché su tanti punti ci sono molte persone, come per esempio l'organizzazione delle terapie sul territorio, l'approvazione dei farmaci, ce ne sono tante di persone a diversi livelli che stanno cercando di cambiare l'organizzazione. Quello che posso fare io come singolo membro del CTS è discutere con i vari responsabili regionali e condividere con i miei colleghi tutto quello che noi abbiamo detto finora, e quello che io vedo è che in Regione c'è un orecchio molto attento. Dopodiché io mi immagino che la Regione Veneto possa venire ad un tavolo superiore a quello regionale con una proposta e cercare di condividerla con le altre regioni. Sì, possiamo anche aggiungere che noi stiamo modificando, riprendo la risposta che ho dato a Angela Pederiva prima, no? la definizione di caso eccetera. Stiamo lavorando con la professoressa Tacconelli, un gruppo di lavoro per modificare il nostro piano di sanità pubblica. Poi gerarchicamente è ovvio che se mi esce un decreto che mi dice che devo ancora rincorrere secondo quella definizione di caso quei soggetti, è inevitabile, cioè per fare un paragone, come se oggi qualcuno ci dicesse che dobbiamo andare a cercare il virus dell'influenza nelle narici di tutte le persone che girano per strada. E avremo dei grandi numeri, ma sono magari persone che mai si ammaleranno di influenza o infetteranno qualcun altro. Quindi è da ricalibrare questa roba, però c'è anche un segnale positivo, è cambiato molto, quindi vuol dire che si va verso la fase di uscita molto probabilmente. E forse l'ultima cosa che posso aggiungere è che bisogna anche prendere questa occasione per modificare anche la cultura medica in campo infettivologico e rendere anche più accettabile per un non infettivologo che un paziente possa essere ricoverato in un ambiente protetto e possa essere trattato anche se ha il Covid. Ecco, secondo me noi qui non ci siamo ancora e questo è un problema della sanità italiana. La pandemia ha fatto venire fuori anche alcune delle lacune diciamo di livello di conoscenze infettivologiche trasversali che in Italia sono ancora un po' basse, ecco, insomma, si spera che questa sia l'occasione per lavorare un po' meglio tutti insieme. Tutti confidano sulla pandemia che sia l'occasione per essere più buoni, per fare il punto della situazione e migliorare. Ma io ci credo però, tutti lo dicono ma io ci credo fermamente. Perché vede che arrivano anche le medicine, quindi da questo punto di vista è molto più pragmatica. Ma dal punto di vista politico vede questi cambiamenti, cioè riesce a misurare la possibilità di cambiare effettivamente? Non posso cambiare persone che hanno 60 anni, posso cambiare le generazioni più giovani e posso fare dei programmi o fare delle proposte, perché io ovviamente come singolo non posso fare nulla, però posso fare delle proposte di momenti di miglioramento culturale nelle nuove generazioni di medici. Questo sì lo posso fare, nel mio piccolo, nel mio team l'ho già fatto,
e credo che si applichi veramente anche al futuro, perché quando ci sveglieremo tra 12 mesi e il Covid sarà veramente una parte del sistema, lo spero davvero, ci sarà una porta enorme aperta su tutta una serie di problemi che non abbiamo affrontato negli ultimi 3 anni e che necessitano invece di essere affrontati. E quindi insomma parlavamo già con l'assessore sull'importanza di cominciare a pensare a tutto quello che è stato trascurato e che invece va nettamente affrontato. Grazie, c'è ancora iscritta a intervenire Silvia Moscati. Sì, buongiorno professoressa. Senta, io volevo fare un attimo il punto. Una cosa che ci è sfuggita sono i tempi, no? Abbiamo tralasciato un attimo i tempi e poi la terapia. Naturalmente io mi concentrerei sulla maggioranza delle persone che in questo momento può essere positiva, ma è vaccinata con 2 o 3 dosi e magari può avere sì qualche fattore di rischio, ma magari non so, solo obesità o diabete o ipertensione, ma non cose grosse, e sono la maggioranza. Queste persone nel momento in cui sono positive, che tempi hanno? Cioè devono stare, lei ha detto, a riposo e con le terapie normali, quelle antinfluenzali che possono essere dal paracetamolo all'acido salicilico, quello dell'aspirina, insomma mi pare di capire, a un saturimetro, tutto questo, ma per quanto tempo? Cioè loro che tempi hanno per preoccuparsi? Seconda cosa, questo farmaco, lei ha parlato di farmacie, per cui si presume che la ricetta deve essere fatta dal medico di base. Allora no, siamo andati, effettivamente ho dato tantissime informazioni in un tempo brevissimo. Okay. Allora, il farmaco può essere prescritto solo in questo momento dagli infettivologi e da personale USCA addetto alla terapia sul territorio. Il medico di medicina generale può indirizzare tramite la piattaforma i pazienti che necessitano di questa terapia, così come faceva per gli anticorpi monoclonali. Essendo gli stessi pazienti, per il medico di medicina generale non cambia nulla. Indirizza il paziente, in più ha la possibilità che il USCA, che invece non potevano prescrivere gli anticorpi monoclonali, adesso possono prescrivere la terapia in compresse. Su un dato forse sarebbe il caso di precisare, non è vero che la maggior parte delle persone ha una comorbidità maggiore. Quelle comorbidità di cui abbiamo parlato sono davvero una minima percentuale sul numero oggi totale. Quella minima parte, che può essere del 5%, del 10%, quella è quella che deve fare riferimento a una segnalazione per chiedere se la terapia possa essere di giovamento, e queste persone devono farlo entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Per tutti gli altri io mi aspetterei e valuto nei pazienti che seguiamo una sindrome influenzale che va dai 5 ai 10 giorni e in genere in quinta giornata c'è un miglioramento. Difficile che ci sia un peggioramento senza che il saturimetro dia una indicazione di peggioramento della respirazione. Ecco perché, a differenza di una sindrome influenzale dove non avrei mai detto tenetevi un saturimetro, questa volta aggiungiamo come scrupolo la possibilità di avere un saturimetro. Dunque vale più il saturimetro quasi del termometro, insomma, è molto importante. Fondamentalmente sì, direi che la febbre non ci preoccupa particolarmente, non è mai stata correlata a un'evoluzione infausta. Benissimo. Io non ho altri colleghi iscritti a parlare. Se il Presidente e l'assessore... salutiamo, grazie, ringrazio la professoressa per la disponibilità. Mi sembra che sia stata utile questa... c'era solo un ultimo aspetto relativo all'ultima domanda. Non vorrei che passi il concetto, siccome uno delle grandi leggende metropolitane, forse l'adagio che va di più adesso, è quello di dire questo è un virus che si può curare a casa. Cioè, la prof ha spiegato bene fino a che punto si può curare a casa, poi dice se il saturimetro lampeggia e dice c'è un warning, bisogna cominciare a pensare che forse ci vogliono altre cure, più che altro perché sennò c'è sempre questo alibi di dire che noi riempiamo gli ospedali perché dobbiamo tenere alti i numeri per i finanziamenti e tutte queste minestre che purtroppo non esistono, sono solo invenzioni.
e fanno solo male ai cittadini che molto spesso pensano proprio che la cura domiciliare sia solo l'unica soluzione. È la vera soluzione, ma non basta solo quella a volte. Giusto? Bene, allora se non ci sono altri interventi, grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi.